L'anno scorso ci è successo a novembre, speravamo che quest'anno, essendo ancora la stagione un po' in anticipo, non ci succedesse, però stamattina abbiamo trovato la sorpresa che il lupo era stato a farci visita questa notte. Sorpresa amara a Milies di Segusino. I lupi hanno ancora una volta fatto razzia uccidendo pecore e un'asina. Si sono predati una pecora di circa 40 kg e se la sono mangiata proprio tutta. Hanno predato un'asina di oltre un quintale e anche là l'hanno più rovinata che altro perché almeno l'avessero finita di mangiare, ma no. E un agnellino piccolo l'hanno rovinato perché l'hanno praticamente scuoiato e poi è morto per le ferite in giornata. Animali che erano accuditi ogni giorno dall'allevatore che dopo la predazione dell'anno scorso si era munito con adeguate recinzioni. Noi abbiamo investito tanto sui recinti e cerchiamo di tenerli il più puliti possibile sia dall'erba che dalle ramaglie, dalle piante che ci cascano addosso. Dopo questo scempio, inevitabile la decisione dell'allevatore. Io adesso sto portando giù tutto perché ormai la stagione sta per finire, speravo di stare qua un altro mese, ma visto il fatto ho pensato bene di portare via tutto. Predazione di lupi che, se continua senza controlli, significherà l'inevitabile abbandono della montagna da parte di chi, con il proprio bestiame, continua a mantenerla viva. Un tema importantissimo perché è legato anche ai cambiamenti climatici. È proprio un aspetto di sicurezza e di futuro. Sicurezza anche per chi la montagna la frequenta. Abbiamo visto un incremento di anno in anno dei frequentatori, dei turisti nella nostra montagna, e una sicurezza anche per chi con la montagna ci lavora, ma non solo ci lavora, fa un servizio, fa un servizio alla comunità, perché il mantenimento di questi pascoli, e di questi prati, di questi posti, di questi luoghi è dovuto soprattutto diciamo alla loro presenza, al lavoro di questi agricoltori, di queste attività che appunto aiutano a mantenere luoghi che altrimenti sarebbero per forza di cose abbandonati a loro stessi.